L'onorevole Pili per la replica, prego. Grazie Presidente. Non posso che ritenermi indignato per la risposta del Governo e non uso una parola fuori luogo. Accertare e ascoltare le parole del rappresentante del Governo che sostengono la tesi che quelle aree rientrano nelle direttive comunitarie di qualche anno fa e che la base militare è del 1956 è la dimostrazione di come si voglia coprire tutto quello che sta avvenendo a Teulada. Se c'è scritto nelle direttive comunitarie che tutto quello che succede a Teulada in questi giorni, in questi mesi, in questi anni è vietato, non c'è ragione d'essere, è un principio legislativo fondante. La legge va attuata rispetto al riferimento temporale della stessa. E se nel 2011 è intervenuta una norma di questo Parlamento che ha scritto che si tratta di disastro ambientale in un sito protetto, vuol dire che ha tenuto conto che quei siti sono stati dichiarati come tali dalla Commissione europea, dal Governo, dallo Stato italiano in maniera chiara e netta successivamente a quello che succede in quel poligono. Come si può dire che non risponde quello che succede dentro quel poligono a quella data del 1992, quando è stata fatta la direttiva, e poi successivamente in quella adottata nel 2008 dal Parlamento italiano? C'è una connivenza. In questa risposta che il governo italiano, e non l'attribuisco certamente solo al Ministero dell'Ambiente, ma nel complesso del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio, che ne ha la responsabilità politica, cogente e fondante di questa risposta. Si vuole proteggere, nascondere con un muro di gomma quello che sta avvenendo lì dentro. Perché se è vero, come è vero che dentro il piano di gestione che si vorrebbe modificare c'è scritto che bisogna tener conto della presenza dei militari, non c'è scritto dentro il piano di gestione che si può demolire la costa di quella parte della Sardegna che è all'interno di un sito protetto. Perché ci sono le dune di Portofino, per esempio, che sono area protetta e che hanno una valenza rispetto all'habitat naturalistico e all'habitat Natura 2000, che sono in maniera puntuale ben individuate con i divieti che tutto questo comporta. Ma come si può dire, affermare in questo Parlamento, è offensivo per questo Parlamento, riportare le parole gratuite del Ministero della Difesa in cui si dice che le esercitazioni sono condotte in sicurezza? Ma in quale sicurezza, se il comandante, l'ammiraglio Avantieri in commissione ha detto che può sbagliare anche la traiettoria di un missile e finire sulle popolazioni? Ma quale sicurezza? Ma quale sicurezza rispetto alle affermazioni secondo le quali si dice che c'è presenza di torio nelle aree di tiro? Torio! Si dice, e il sottosegretario ha citato interventi di bonifica radiologica. Radioattiva significa. Non significa che è arrivato un po' di zolfo in quell'area. Si dice che c'è un pericolo e fare una delimitazione di radioprotezione significa che si sta facendo una delimitazione sul piano radioattivo di rilevanza importante. E lo dice il comando fondamentale della difesa del nostro Paese, riferendo una notizia in maniera talmente gratuita. Io il termine richiamato di un sequestro atecnico, pur essendo da molti anni nelle istituzioni, non l'ho mai sentito. Un ammiraglio, un capo di Stato Maggiore che alla Commissione Difesa della Camera dice in maniera chiara: al momento l'autorità non ha autorizzato l'esercito italiano a iniziare la bonifica in quanto il territorio è sottoposto a sequestro preventivo per l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale. O non conoscono le leggi o non sono in grado di leggere nemmeno quello che c'è scritto. Perché non si può arrivare qui nel Parlamento a dare una risposta talmente ingiustificata di sequestro atecnico. Ma chi si vuole prendere in giro, la popolazione o il Parlamento? Sequestro atecnico. E dice è una soluzione colloquiale, è un termine colloquiale. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di bombe, di missili, di radioattività. Non si possono fare affermazioni di questa natura in termini colloquiali durante una seduta parlamentare. E non si può arrivare a dire
che quel sequestro probatorio di armi all'interno del poligono non coincida con il nulla osta per fare le bonifiche. Se non c'è il nulla osta per fare le bonifiche, vuol dire che quella formulazione che è stata utilizzata di esercitazioni condotte in sicurezza crolla come un castello di sabbia. Come si può affermare, nella stessa risposta, nello stesso momento in cui siamo in questo Parlamento, che da una parte c'è la condotta in sicurezza e dall'altra che c'è un potenziale atecnico sequestro di quell'area perché c'è torio, perché ci sono sentenze che dicono che il torio potrebbe nuocere alla vita umana. Però tutto in sicurezza. E la realtà è che non si tiene conto degli aspetti fondanti del 2011, della modifica del codice penale. È reato demolire, perché se si va a demolire un qualsiasi contesto ambientale di un sito di importanza comunitaria nel nostro Paese scattano le denunce. In realtà avete pensato, e pensa anche questo governo come gli altri, che la Sardegna sia una colonia, che tutto è consentito, che c'è un muro di omertà che vi consente di fare quello che volete. E lo fate con complicità tra ministeri, perché un ministero che si rispetta dell'ambiente va sul posto e vede la distruzione ambientale. Per quale motivo se un sardo spezza un pezzo di lentischio finisce in carcere e qui invece ci sono i missili conficcati sui costoni e nessuno dice niente? Per quale motivo? Per quale motivo si utilizza, come ha fatto qualcuno, la minaccia secondo la quale che, se non si arriva a tenere in piedi i poligoni viene chiusa la brigata Sassari? La brigata Sassari non è merce di scambio con nessuno. È la storia della brigata Sassari che ci insegna a rispettare quelli che hanno difeso i confini della patria, ma che non pensavano certamente che i confini di quella patria avrebbero vietato ai sardi di utilizzare le proprie terre e di poter gestire il proprio patrimonio naturalistico. Io ieri sono stato nelle dune di Portopino, in quella base, circondato da elicotteri, dei carabinieri, da militari, da forze dell'ordine, perché sono andato a piantare in quella duna la bandiera del mio popolo, la stessa bandiera che hanno portato i cittadini della Sardegna a combattere nel 15-18 i confini della Sardegna e dell'Italia nel nord del paese. Ebbene, sono stato denunciato perché sono entrato in casa mia, in casa del popolo sardo. Tutto questo non è assolutamente accettabile, non si può consentire che tutto questo avvenga in una terra, in un confine che non è più accettabile, un confine di Stato che ci impedisce di dire quello che oggi succede nella nostra terra, una violenza quotidiana di bombe, di missili che stanno distruggendo la Sardegna con la complicità anche di questo governo.